Buonasera dal Palacoach di Veroli per Givova Scafati. Shark Trapani, si apre il girone di ritorno per la squadra campana e quella siciliana, decisamente indirizzati su diverse strade, ma per una partita che si preannuncia molto interessante. Robinson, Plyce a bloccare per il suo playmaker, va fino in fondo, poi appoggia in sottomano di destro. Sorokas ci prova Gray da lontanissimo, finta di consegnato, poi per Langston Galloway nell'angolo per Petruccelli, pallone per Robinson, ancora per il tiro da tre, stavolta lo segna. E allora si va nuovamente dall'altra parte, ancora con Robinson, hesitation, si alza, tiro in sospensione. La pressione, altra palla recuperata, 4 contro 0, Stewart va ad affondare. Yeboah consegnato per Gentile, Horton gira alla grande la palla. Cinciarini palleggia sul posto, poi aspetta la posizione di Jovanovic che si ferma, arriva Ekin, consegnato per Rossato, Plyce, poi fino in fondo in sottomano Justin Robinson, difende forte come sempre già sulla rimessa Trapani, poi Gray parte di mano sinistra, va fino in fondo, reversa per Rob Gray. Notei gioca proprio con il tedesco, forse al limite dell'infrazione di passi, Rossato si alza per il tiro da tre. Scomparsa dal parquet la Givova all'improvviso, poi Rossato si alza da lontanissimo. 20 di vantaggio, 2 secondi per andare al tiro, Notei si alza da lontanissimo, alza la parabola! E finisce nel migliore dei modi per la Trapani Shark. We have to keep playing defense the way that we started the game this first half. That's the key for us. So as long as we can continue that in the second half, we should be okay. E poi si alza Cinciarini per il tiro da tre, apre con la tripla. Palla ancora persa dalla Givova, Robinson va fino in fondo e non sbaglia. Una pressione difensiva pazzesca per Trapani, veramente pazzesca. Alibegovic da solo, praticamente quasi un tiro in allenamento. Poi sbaglia tutto Horton, Miaschi può andare per la schiacciata. E 2 punti dopo la palla persa di Chris Horton. Cinciarini gioca con i suoi 2 playmaker e poi Cinciarini perde un'altra palla e Yeboah può andare facile a schiacciare. Non una buona serata per Andrea Cinciarini. Gray va a tirare, trova il canestro e anche il tiro libero supplementare. Dall'altra parte Rossato si alza per il tiro da 3 e non sbaglia questi tiri, il grande ex della serata Riccardo Rossato. Sorokas è molto bravo a resistere alla spinta, o perlomeno resistere per riuscire a tirare, poi va giù. Yeboah prende il rimbalzo, lancia di là e Gray recupera il pallone, poi l'alzata per Sorokas che appoggia. Petruccelli che poi si ferma, si alza Mollura per il tiro da 3. 83-66, Trapani vince la sua partita, 12ª vittoria per la Shark Trapani. Abbiamo una squadra forte perché ogni partita qualcun altro può fare la sua prestazione. Credo che soprattutto quando giochiamo di squadra così
giochiamo molto meglio. Infatti dobbiamo continuare, diciamo, su questa strada a giocare insieme, perché così è veramente difficile giocare contro di noi.